E continua il nostro viaggio, questo percorso nel territorio del Feletto. Oggi ci troviamo a Santa Maria di Feletto, in questo contesto davvero incredibile dal panorama mozzafiato. Alle mie spalle l'antichissima chiesa di Santa Maria di Feletto, anch'essa parte delle cappelle che facevano riferimento all'antica pieve di San Pietro di Feletto. Ma adesso incontriamo una persona che ci racconterà nel dettaglio un po' di storia e un po' di cultura di questo territorio. Eccoci qui. Eccoci. Buongiorno Claudia. Buongiorno, ben trovato. Grazie. Claudia Meneghin, che è assessore alla cultura e al territorio del comune di San Pietro di Feletto. Esattamente. Siamo qui insieme a lei per raccontare un po' di storia, un po' di cultura. Parliamo di questa chiesa che abbiamo alle nostre spalle. Ci troviamo esattamente a Santa Maria di Feletto, una delle frazioni del comune di San Pietro di Feletto. Questa è la chiesa di Santa Maria. L'impianto architettonico che vediamo è della seconda metà del 1700, ma la chiesa è molto più antica. Diciamo che verso il 1200 nella diocesi di Vittorio Veneto, che era Ceneda al tempo, sì, c'è stato un brulicare, un crescere di cappelle che sono diventate un po' alla volta parrocchie. All'epoca facevano tutte riferimento all'antica pieve. Esattamente, l'alma mater. Esatto. C'era la fonte battesimale. Sì, il fonte battesimale. La comunità del Feletto si rivolgeva alla chiesa di San Pietro, no? Perché aveva appunto il fonte della chiesa più importante. Attorno sono cresciute le cappelle, una di queste è questa di Santa Maria di Feletto. È diventata parrocchia verso la fine del 1400, inizio 1500, non sappiamo esattamente la data, però sappiamo che nel 1513 c'era il fonte battesimale, quindi a quell'epoca era sicuramente già distaccata. Quindi dalla principale. Sì. La documentazione dove risulta questa chiesa è della seconda metà del 1200, però pensiamo che sia molto più antica e forse dello stesso periodo dell'antica pieve del Feletto. Quindi siamo in epoca longobarda. Siamo in epoca longobarda. Il toponimo, l'intitolazione a Santa Maria come San Michele ci fanno pensare appunto che risalta al periodo longobardo. Addirittura San Michele, l'arcangelo Michele, era il protettore dei Longobardi, per cui queste informazioni ci fanno pensare questo. Sì. Una piccola cosa che possiamo dire è che in una cappella qui vicinissima alla pieve di Santa Maria, c'è ancora una pietra dove è incisa una croce con stilema longobardo, per cui ci fa così pensare che sia di quel periodo. Allora Claudia, continua il nostro tour sulle strade del Feletto alla scoperta di luoghi, posti magici da scoprire. Tu sei la persona giusta in questo caso. Ma speriamo di sì, speriamo di sì. Beh, qui siamo appunto a Santa Maria di Feletto, ci dirigiamo verso il Borgo Anese, hai detto, che è esattamente sul confine tra la frazione di Santa Maria e Rua di Feletto. Ok. Borgo Anese è però già nel territorio di Rua di Feletto. Okay. È un antico borgo che si chiama Borgo Anese, che deriva dal fatto che vi abitavano dei fabbricanti della lana. Ecco, vedi, anche qui c'era un punto interessante. Questa è la chiesetta di Lourdes. La chiesetta di Lourdes, che è nata come un voto
perché durante la guerra, era proprio l'ottobre del 1918, quando Don Bernardo Micheli si trovava in sacrestia per fare il vespro, è caduta una granata sulla chiesa, ha distrutto il tetto e anche una parte del campanile ed è finita in sacrestia, inesplosa. Incredibile. Lui è rimasto miracolosamente illeso perché pieno di sassi, dice, cioè dai libri della messa, dei documenti della parrocchia, lui ha descritto l'evento nei dettagli, nei minimi dettagli, e essendo appunto sopravvissuto a questo evento decise con la comunità di dedicare una chiesetta alla Madonna di Lourdes, ed ecco che nel 1923 fu posata la prima pietra, e quindi il prossimo anno sono 100 anni della chiesetta di Lourdes. Li verremo magari a festeggiare insieme, facciamo un'altra piccola intervista. Sì, perché c'è anche una cosa interessante, che sul campaniletto di quella chiesa c'è la campanella del più antico eremo benedettino camaldolese che è esistito, perché non è l'eremo di Rua il più antico, bensì quello che è esistito nella Valbona. Ecco, qui siamo in via Molena e arriviamo in Borgoanese. È esistito in Valbona un eremo verso il 1200 e 1300 che adesso non esiste più, e l'antica campanella adesso è proprio sul campaniletto di questa chiesetta di Lourdes. Sì. Caborg, azienda agrituristica, vinicola e centro ippico nello splendido panorama dei colli di Conegliano Valdobbiadene lungo la strada del Prosecco. Tra vigneti e boschi sarete ospitati negli ambienti ampi e confortevoli di un antico casolare. Atmosfera calda e cordiale, con particolare attenzione ai bambini, ai quali è dedicata la fattoria didattica. Sarete guidati alla scoperta di luoghi, tradizioni, sapori e piaceri di queste incantevoli valli. Caborg, a Santa Maria di Feletto, in via Galinera 5. Caborg.it. E qui adesso già si può vedere uno scorcio del Borgoanese, con la chiesetta dedicata a San Giovanni Evangelista. San Giovanni che battezzò Gesù, quindi l'agnello, ed è stata scelta questa intitolazione proprio perché loro erano fabbricatori di lana. Certo, quindi una tradizione, una cultura anche tessile in questa zona. Sì, in questa zona qua, questo borgo sì, ha questa origine. È graziosissima la cappella. Ci fermiamo qui e la guardiamo insieme. Sì. Andiamo un po' a scoprire questa chiesetta. Mi stavi raccontando invece che da qui parte anche un percorso. Sì, questo è uno degli accessi al percorso naturalistico della Val Tripera, che è caratterizzato dal passaggio del torrente Crevada, molto, molto interessante, molto bello. Una cosa che magari pochi sanno è che ha vissuto per 10 anni, tra il 1970 e 80 più o meno, lo sceneggiatore Rodolfo Sonego, bellunese, certo, ma che ha fatto la storia del cinema italiano, e nella sua casa ospitava importanti nomi come Alberto Sordi, De Firelli, Sandrelli, Tognazzi, insomma, solo per fare alcuni nomi. Certo, la zona la stiamo scoprendo piano piano e davvero sì, è magnifica. Sì. Abbiamo già ricordato in una precedente puntata che anche l'allora cardinale Roncalli veniva qui, patriarca di Venezia, veniva qui proprio a trascorrere momenti di vacanza in totale relax. E si sente ancora oggi c'è un silenzio, una natura, solo il rumore proprio della natura vera e propria. Paesaggio, un'apertura che lascia così spazio ai sogni.
Allora Claudia, io direi che a questo punto possiamo ripartire, andiamo a scoprire quest'altra zona, quest'altra frazione che è San Michele di Feletto. Certamente, con piacere. Deriz, dal 1983 nel cuore della denominazione di origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene. La lavorazione del terreno segue il principio della sostenibilità ambientale. Un processo di vinificazione attento e rigoroso che garantisce una fermentazione efficace per ottenere un prodotto di alta qualità. Scopri tutti i prodotti tra Prosecco Superiore di OCG, spumanti e vini fermi. Azienda agricola Deriz, a San Pietro di Feletto, in via Pianale 72A. Continuando il nostro percorso, io ho incontrato Adriano che adesso ci accompagnerà a scoprire un altro posto incredibile di questa zona, di Santa Maria di Feletto. Stavamo già chiacchierando di questo roccolo che, a differenza di quello che abbiamo già visto nella scorsa puntata durante il sentiero del Papa Buono di Giovanni XXIII, questo è molto grande. Intanto il roccolo è formato da 2 righe di alberi. Ci stiamo camminando proprio in mezzo. Ci stiamo camminando adesso. in mezzo, una è alla nostra destra e una è alla nostra sinistra. Qui venivano stese delle reti per catturare gli uccelli. Gli uccelli si internavano nel bosco perché il roccolo era un boschetto piuttosto vistoso, quindi per loro era un riparo. Quando la gente che era nascosta, di solito dei caseggiati molto piccoli e mascherati, erano convinti di vedere la quantità sufficiente di uccelli, li spaventavano alzando con delle corde questi uccelli e venivano spaventati da questo movimento inatteso e cercavano di scappare. Andavano purtroppo a finire nelle reti che erano stese apposta. Però adesso questa pratica ovviamente non esiste più. No, non si fa più, anche perché sono sicuro che è vietata. Assolutamente. Sì. E quindi anche questa zona, che è rimasta comunque di uno splendore incredibile, è adibita poi anche per noi esseri umani. Diciamo cioè che questa adesso, come vedete, è diventato un po' un posto di ritrovo, come noi adesso, anche piccoli senza gruppi di amici. Piccoli gruppi di amici si trovano per mangiare, bere, chiacchierare, fare feste, come vedete ci sono dei tavoli anche. Certo. Bene Adriano, grazie. No, per carità. E noi continuiamo il nostro tour. Il vino di qualità nasce sempre in vigneto. Il lavoro in cantina deve solo rispettare il frutto della terra. Tenuta San Benedetto è tutto questo e anche di più. Amore per la terra e per la cultura antica fanno di questo prosecco un vino di ottima qualità, legato in modo indissolubile al territorio di origine. I vigneti sono ricamati nelle rive della Valbona. È da qui che deriva l'alta qualità del prodotto. Tenuta San Benedetto, a Santa Maria di Feletto, in via Montebianco 13. Scopri tutti i prodotti su tenutasanbenedetto.it. Eccoci Claudio, allora siamo ripartiti, abbiamo ripreso la strada che ci porterà quindi a San Michele, quest'altra frazione del comune di San Pietro di Feletto, dove c'è un'altra chiesa importante. Importante per il territorio, sì, certamente. È la chiesetta di San Michele, Arcangelo, dedicata appunto a questo Arcangelo Santo, protettore dei Longobardi. È una chiesa minore, diciamo, per il nostro territorio, piccola, che ha avuto anch'essa il restauro nel tempo. Era presente già nel 1189 perché risulta da un atto redatto sotto il portico di San Michele, quindi quella chiesetta aveva un portico che noi immaginiamo doveva essere simile a quello dell'antica pieve, certo, di San Pietro. Che sappiamo che poi questi porticati servivano ad accogliere i fedeli, ma non solo, perché poi arrivavano anche per affari commerciali.
È proprio così, infatti questo è uno di questi atti che venivano scritti proprio sotto il portico. E noi ci piace ricordare così affettuosamente la benedizione della Chiesa nel 1961 da parte di vescovo allora Albino Luciani, che è diventato Papa, che ricordiamo sarà beatificato il 4 settembre prossimo. Esatto. Nel cuore delle colline del Feletto, a 150 metri di altitudine, dove le piante, così come l'uomo, trovano condizioni sempre ideali di vita, nasce Camilone. Al centro di una tenuta vitivinicola di 10 ettari, è caratterizzata da un lungo corpo centrale e da un piccolo borgo di annessi rurali e abitativi immersi nel verde. Ristrutturata di recente, dispone oggi di un ampio giardino con piante secolari, uno spazio pianeggiante per il jogging, un mini parco giochi per i bambini e una piscina, ideale per eventi privati quali matrimoni e ricorrenze, ma anche per eventi aziendali e meeting. Camilone, in via San Michele 60, a San Pietro di Feletto. www.camilone.com. Siamo anche fortunati perché oggi abbiamo una giornata davvero splendida, il sole ci assiste ed è anche molto caldo, Veramente. Fa molto caldo. Veramente, sì. Quella che vediamo sulla nostra sinistra è la Valbona, dove è esistito un antico eremo benedettino nel 1200. Ecco, io vedo che tutte le chiese, comunque bene o male, della zona si guardano, sono tutte in cima più o meno a un cucuzzolo e quindi c'è questa comunicazione anche visiva, oltre che uditiva, perché poi le campane servivano anche per dare dei segnali, no? Assolutamente sì. Sulle alture spesso troviamo queste chiese, però ecco quella di Santa Maria di Feletto, diciamo, ha un'apertura sul lato ovest, però arriviamo da una strada pianeggiante, Certo. Ecco, io non so se è vera questa cosa, ma a fine 800, nel 1800, c'è stato un terremoto anche piuttosto forte da queste parti e quindi so che diverse chiese poi sono state colpite in maniera anche drastica e poi ricostruite, forse anche in zone diverse, le hanno riposizionate poi in ambienti diversi. Non distrutte, diciamo, interamente. Per esempio l'antica pieve di San Pietro, tu stai parlando del terremoto del 1873. Sì. Ha distrutto la chiesa, diciamo una parte della muratura della navata destra entrando, è caduta e si sono rovinati gli affreschi che erano lì presenti e sono purtroppo morte anche le persone perché c'era la funzione di San Pietro. Delle 5 del mattino però. Alle 5 del mattino, esatto. Infatti il credo, gli affreschi che sono adesso posizionati sulla navata in alto a destra, non erano lì inizialmente, bensì nella parte sinistra. Sono stati strappati con la tecnica dello strappo durante i restauri, sono stati posizionati, li possiamo quindi ammirare in quel luogo lì. Bere un bicchiere di vino è come assaporare una goccia del fiume della storia umana. L'azienda agricola San Giuseppe, a conduzione familiare, nasce nel 1989 dalla passione per il vino e il territorio e diventa oggi una cantina all'avanguardia. Le uve sono vendemmiate rigorosamente a mano per preservare tutte le caratteristiche della materia prima. La cantina San Giuseppe è situata ai piedi delle colline di San Pietro di Feletto, in via Po 10A, località Crevada. Scopri tutti i prodotti, le visite guidate e le degustazioni su aziendaagricolasangiuseppe.it. Eccola quindi la chiesa di San Michele di Feletto. Anche questa ha una storia di epoca longobarda e quindi siamo ancora prima dell'anno 1000. Noi riteniamo di sì, riteniamo che la chiesa di San Michele, come quella di Santa Maria, in realtà sia antecedente al 1000 e come l'antica pieve del periodo longobardo.
Sono documentate però oltre il 1000, per esempio questa chiesa risulta in un atto del 1189 redatto sotto il portico di San Michele, quindi ora non c'è, vediamo questa balaustra, ma un tempo sicuramente c'era un antico portico dove venivano redatti gli atti, dove la gente si incontrava e dove i pellegrini potevano anche fermarsi a dormire. Noi affettuosamente ricordiamo la benedizione del 1961 effettuata dall'allora vescovo Albino Luciani, poi Papa Giovanni I, che ricordiamo sarà beatificato il 4 settembre prossimo, quindi lo ricordiamo sempre con molto affetto. Lui frequentava anche lui il Feletto, come diciamo tutte le parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto, certo, chiaramente. E si chiude proprio qui a San Michele di Feletto questa tappa del nostro tour alla scoperta dei luoghi meravigliosi della zona del Feletto. Claudia, io ti ringrazio, Grazie. il tuo contributo è stato preziosissimo. Grazie a voi, assolutamente, e siete sempre i benvenuti. Grazie.